Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che oggi vediamo di approfondire un po' i temi del giorno. Prima pagina dell'agenzia ANSA che ci invita, anzi ci informa che il vertice dell'Unione Europea in Belgio si è concluso, come recita l'agenzia, sempre più Stefani e sempre meno ANSA, si è concluso in modo molto positivo per l'Italia, perché abbiamo ottenuto tutti gli obiettivi, ha detto l'europarlamentare Gozzi che assiste il premier Renzi nelle questioni europee. Abbiamo ottenuto quanto volevamo noi su riforme e flessibilità. La notizia è clamorosa, da domani cambia tutto, l'Italia ha ottenuto quello che voleva, siamo liberi e bisogna fare miglior uso della flessibilità, è la parola d'ordine italiana al vertice dell'Unione Europea. La flessibilità è senza dubbio una qualità importante. Da domani comunque cambia tutto, sappiatelo, sappiatevi regolare. Se sentite qualche deficiente parlare di fiscal compact, di sacrifici, di Merkel, di euro, che è qualcosa che ingabbia l'economia, tutte le cose negative dette sull'Europa scompaiono, sono finite, perché il vertice dell'Unione Europea in Belgio ha visto una totale, clamorosa vittoria della linea italiana, che era chiarissima fin da prima, come abbiamo avuto modo di leggere in questi giorni, e che ha trionfato in Belgio. Mentre nel frattempo aumenta la benzina e non di poco, una raffica di rincari per benzina e diesel dopo gli aumenti decisi ieri dall'ENI. Stando alla rilevazione del quotidiano Energia, a mettere mano ai listini oggi sono Tamoil e Shell, più in dettaglio le medie nazionali servite della benzina e del diesel sono adesso a 1,853 per la benzina e 1,749 al litro per il diesel. Le punte in alcune aree per la verde sono fino a 1,91, per il diesel fino a 1,798. Raffica di rincari con punte sopra gli 1,9 euro, scrive l'agenzia Stefani. A proposito di tasse, perché anche sulla benzina si paga una montagna di tasse, c'è da approfondire oggi abbastanza sull'Espresso, che dedica la copertina alla questione delle tasse. 5 miliardi di tasse in meno era la promessa, cancellato il meno, messo il più. Matteo Renzi aveva promesso di abbassare la pressione fiscale, ma ora le famiglie dovranno fare i conti con imposte sulla casa molto più alte che in passato, vanificando così il bonus di 80 euro che è stato distribuito peraltro a una parte della popolazione, dei cittadini solo lavoratori. Ecco quanto pagheremo città per città, scrive l'Espresso. Nelle pagine di economia c'è il servizio di Paola Pilati, che inizia con alcune curiosità. Tasi, quanto ci costi? L'imposta sulla prima casa doveva valere 1,7 miliardi e invece sarà oltre il doppio dei soldi che escono dalla tasca del contribuente. Bene per i conti pubblici, rischio per Renzi che aveva promesso meno tasse e i cittadini se ne accorgeranno mano a mano. La Reggia di Arcore, quella di Berlusconi, paga. Mentre invece se ci spostiamo a Capalbio, 0 tasi sia per le prime che per le seconde case. In altri 2 luoghi da ricchi e famosi, come la Costa Smeralda, comune di Arzachena, e Capri, il pericolo è scampato anche lì. Nella località sarda niente tasi e IMU ferma. Ad Anacapri sia la tasi, pagata non sulle prime case dei residenti, ma solo su quelle di villeggiatura, mentre per quanto concerne la tenuta di Massimo D'Alema nelle campagne di Terni, anche lì niente tasi e soltanto l'IMU. Alla vecchia maniera. Sono le stranezze, scrive l'Espresso, le stranezze della nuova tassa sui servizi indivisibili, questo significa tasi, dei comuni. Al primo anno di applicazione questa tassa sta già dipingendo il territorio nazionale di 1000 colori, perché le differenze non sono solo tra chi l'ha deliberata, 1/4 circa dei comuni, tanto gli altri la pagano dopo, quindi non c'è problema, e chi no, chi invece non l'ha deliberata in tempo per giugno, ma anche tra sindaci che la applicano e quelli che vi hanno rinunciato, tra chi la mette solo sulla prima casa, chi la spalma sulla prima ma anche sulla seconda, oppure la carica tutta sulle seconde case. C'è poi chi ha deciso di farne uno strumento di welfare. Insomma, le diversità ognuno se le deve andare a cercare nel proprio comune. Molti comuni hanno scelto l'aliquota massima, ma fra esenzioni, ritardi e detrazioni il caos è totale.
La questione finale è che la Tasi ci farà pagare il doppio di quello che era stato ipotizzato, invece di 1,7 miliardi il doppio. Ma la questione ancora più finale è che rispetto a Mario Monti paghiamo più di 7 miliardi in più. 23,7 miliardi il totale della tassa sulle case messa all'epoca da Mario Monti, superiamo i 30,6 miliardi con Renzi, quindi sono 7 miliardi in più rispetto a Mario Monti. Sui numeri non si scherza, i numeri sono questi. E a proposito di tasse, oltre all'Espresso, anche Libero apre la sua prima pagina sulle tasse, in particolare sull'aumento delle rendite finanziarie, un salasso da altri 3 miliardi all'anno a danno dei piccoli risparmiatori. Anche qui, scrive Libero, Renzi fa il contrario di quel che dice. Dall'Espresso al Libero stiamo parlando di due testate con orientamento ideologico assai diverso, ma il risultato non cambia. E in autunno si rischia che ne dica il ministro Padoan, il quale del resto qualsiasi cosa dica per definizione non è credibile, è l'ipse dixit al contrario, in autunno rischiamo una manovra da 20 miliardi di euro. Il commento in prima pagina su questa questione della tassazione è affidato al direttore Maurizio Belpietro, il quale sottolinea che questo governo è tutto chiacchiere e nel contempo prelievi, cioè aumento delle tasse. Il ministro Padoan parla della necessità di ridurre le imposte, ma nel contempo lui stesso e Renzi ci mettono le mani in tasca. Vengono colpiti i risparmi, cioè il futuro. Andiamo in ferie, ci cambia il conto corrente, scrive Ugo Bertone, martedì prossimo le tasse sul risparmio passano dal 20 al 26% e dopo l'imposta di bollo questa si può catalogare come un'altra patrimoniale di fatto. Si salvano soltanto i buoni del tesoro, i titoli pubblici, anche di stati stranieri, una sberla invece su azioni e obbligazioni, conti deposito e conti correnti. E per quanto concerne la tassa sul risparmio, l'Italia ha il record in Europa. Tassare il risparmio vuol dire anche tassare il futuro, evidentemente. Negli altri paesi, per quel che rimane, perché la propensione al risparmio quasi leggendaria degli italiani negli anni ultimi specialmente è amplissimamente diminuita. C'è sempre meno quattrino da mettere via e quello che metti via te lo stratassano. Negli altri paesi gli aumenti fiscali puntano a spostare le risorse secondo scelte politiche, scrive Ugo Bertone. Da noi invece la motivazione delle tasse resta una sola: raccattare soldi ovunque capiti. La parola patrimoniale non si deve pronunciare, resta un tabù, ma nei fatti ci siamo. In meno di 3 anni i balzelli sul risparmio si sono moltiplicati. Bolli sui depositi titoli, aumenti di aliquote dal 12,5 al 20% con Mario Monti su titoli, fondi, conti deposito, conti correnti. Nuovi aumenti dei bolli dallo 0,15 allo 0,20%. La novità della Tobin Tax all'italiana suggerita da Frau Merkel, che ben sia guardata dall'imporla ai suoi contribuenti tedeschi. E ora a completare l'opera, dal 1 di luglio, l'aumento dal 20 al 26% delle aliquote sulle cosiddette rendite finanziarie, tra cui rientrano gli interessi e gli altri profitti derivanti da conti correnti, depositi bancari, depositi postali, obbligazioni, proventi di fondi comuni, salvo la parte investita in titoli di Stato, polizze vita, dividendi e plusvalenze su azioni. Tutto quanto, insomma, con l'eccezione dei titoli di Stato che restano alla vecchia aliquota del 12,5%. E intanto la Corte dei Conti dice che le imposte sono aumentate ancora di 4,4 miliardi sul bilancio dello Stato 2013. Si ha la conferma che l'anno scorso le tasse sono aumentate di oltre 4 miliardi e mezzo e che questo aumento di imposizione fiscale non ha portato alcun beneficio alle casse dello Stato. Questo dice la Corte dei Conti per quel che può valere. Ma le tasse non finiscono mai. Il canone è chiesto anche sui computer. E questa questione riguarda in particolar modo commercianti artigiani, piccoli imprenditori. Perché? Perché la RAI vuol far pagare a loro 407 euro perché hanno un computer e potrebbero usarlo come una TV. È rivolta, scrive oggi il giornale, contro l'estorsione della RAI. Un imprenditore lancia la sfida: non lo pagherò mai, ora mi vengano pure a prendere. L'imprenditore in questione, lo racconta Gabriele Villa da Como, siamo in Lombardia, l'imprenditore in questione si chiama Giorgio Colombo, 59 anni, una firma d'eccellenza dei cantieri nautici con sede a Grandola e Uniti.
L'imprenditore è furioso e sventola il bollettino che gli ha inviato la RAI, 407,35 euro come canone speciale, perché con il computer che ha in azienda potrebbe guardare la TV. Ma vi pare possibile? Dice l'imprenditore. Siamo qui in cantiere tutti i santi giorni a spaccarci la schiena da una vita e la RAI ci viene a chiedere questi denari per qualcosa che neanche sappiamo se e come si possa riuscire a combinare. L'unico computer ci serve per i fornitori, per tenerci al passo con l'evoluzione della cantieristica e per le 1000 procedure burocratiche imposte dallo Stato, insieme a una fiscalità senza pari nel mondo. E adesso è arrivata anche la RAI ad appiopparci questa nuova tassa, camuffandola come un pagamento dovuto per godere della TV, dice l'imprenditore Giorgio Colombo, dal cantiere nautico di Grandole a Uniti, Como. Se vogliamo dirla tutta, scrive il giornale, è praticamente un tentativo di estorsione. Ecco perché si accendono di indignazione i computer delle piccole e medie imprese artigiane. Lo ha denunciato anche il quotidiano locale, la provincia di Como. È da qui, chissà poi perché, che è cominciato il grande rastrellamento della RAI, una raccolta di denari arrivata al cantiere nautico di Giorgio Colombo, ma anche a imprese metalmeccaniche, ad alimentaristi e perfino ad autodemolitori. Siamo all'assurdo, dicono la Confederazione Nazionale degli Artigiani, la CNA di Como, perché molti di questi titolari di imprese artigiane a stento sanno come funziona un computer. Figuratevi se si sognano di andare a capire se nel loro computer è installata o no la scheda del sintetizzatore che permette di guardare le trasmissioni televisive. È vero il contrario, invece, che sui video dei computer delle piccole e medie imprese della provincia di Como è comparso un grande punto esclamativo, il punto esclamativo della protesta, la rabbia di chi si sente braccato e vessato e vuole urlare il proprio no all'ennesima provocazione, la rabbia di chi non ci sta alla libertà vigilata e condizionata, un'esasperazione che ancora una volta le parole di Giorgio Colombo, tra l'altro presidente della Confederazione Nazionale Artigiani di Menaggio, evidenziano concretamente. Sa cosa le dico? Dice l'imprenditore comasco. Sa cosa mando a dire ai signori della RAI? Che questa è una follia, soltanto una pura follia. Vengano pure a prendermi col carro armato se credono, ma io non intendo pagare e non pagherò mai una tassa così ingiusta. Lo scriva pure. Vengano, sono qui ad aspettarli, per dimostrare che questo è anche un paese fatto di gente che dalla mattina alla sera sgobba per rimanere a galla. Mai questo termine è stato più appropriato in un settore come il nostro. In provincia siamo tutti sconcertati. Pensavamo che si trattasse di un errore se non di uno scherzo. E invece è arrivato il bollettino, 407,35 euro. Qualche anno fa la RAI ci aveva già provato, poi tutto era rientrato. Ora ci riprova con la scusa che oltre alla radio, che un imprenditore può tenere in azienda, e al computer, eventualmente dotato di sintonizzatore, ci sono anche degli smartphone con i quali in teoria si può accedere ai programmi televisivi. Ma noi, dice la Confederazione Artigiani di Como, che ci stiamo muovendo anche a livello nazionale, consigliamo ai nostri associati della provincia di non perdere tempo in risposte inutili. Eppure la situazione rischia di degenerare, perché se questo tentativo di racimolare denari andrà a coinvolgere più o meno tutte le nostre imprese, si parla di 18.000 associati. Le prime avvisaglie non fanno altro che alzare la tensione, perché da 3 giorni a questa parte, dicono alla Confederazione Nazionale Artigiani di Como, stiamo ricevendo decine di telefonate di protesta per questi bollettini. Da Como dunque prove generali di ennesimo saccheggio nelle tasche degli italiani, scrive il giornale. In primo piano ci vuole la leggerezza, la geniale leggerezza di Mozart.
Chiama il numero 02 66 23 44 22. Abbiamo ascoltato la prima parte del primo movimento della sonata in Do maggiore K330 di Mozart alla tastiera Daniel Barenboim, mentre chissà perché la RAI parte dal profondo nord, a Como, per mandare i bollettini di cui sopra da 407,35 euro. Potevano partire da qualche altra parte del paese, perché magari avrebbero avuto risposte un po' diverse da quelle del signor Giorgio Colombo, il quale sarà incazzato sì, ma poi vedremo come va a finire. Mentre altrove le risposte sarebbero state, credo, un pochino più chiare per i dirigenti della RAI e il governo che tiene Bordone, nonostante la famosa privatizzazione decisa dai cittadini nel 93. Ma a proposito di economia e di decisioni economiche interne, economiche e non solo economiche, anche umane a questo punto, perché il caso degli esodati è un caso che grida vendetta, una riforma fatta a insaputa della sua applicazione, a insaputa della stessa ministra, perché questo ha detto poi in recenti interviste l'ex ministra del lavoro Elsa Fornero, ad onta della sua caratura di carattere accademico, cioè professoressa universitaria, stimata, reputata, eccetera, eccetera, però dice faccio una riforma, non so neanche a chi si applica e quali disastri produrrà, in molta sintesi, perché eravamo sotto la crisi, l'urgenza, lo spread e tutte le fregnacce che ci hanno raccontato nel novembre 2011 e da lì in avanti. Benissimo. Ha creato problemi, ne crea non pochi, peraltro gli esodati dovrebbero aver firmato tutti il referendum per l'abrogazione della legge Fornero promosso dalla Lega, no? Sicuramente lo avranno firmato, ma ad ogni modo, al di là di questo, esodati e mazziati, titola oggi il Fatto Quotidiano, l'articolo di Salvatore Cannavò. Al contrario di quello che leggete sulla maggior parte dei quotidiani, Padania esclusa, c'è anche la questione del modo in cui si presentano i tamponi, i tappi che mano a mano il governo ha messo al disastro degli esodati, al disastro della riforma Fornero. E tra l'altro anche questo governo ci ha dovuto avere a che fare, perché è stata una riforma talmente disastrosa che mano a mano se ne scoprono appunto i disastri. Una legge farsa che è arrivata dopo tante promesse, secondo il Fatto Quotidiano, quella che è stata illustrata ieri dal ministro Poletti. Il governo aveva annunciato una riforma strutturale e al contrario ci sono pochi euro per soltanto 8.000 lavoratori, non i 32.000 di cui parla il governo. Oltre 200.000 sono senza stipendio né pensione e senza alcuna copertura. Il governo Renzi di esodati non parla quasi mai. E ieri si è capito il perché, scrive Salvatore Cannavò. Il ministro del lavoro Poletti infatti è andato in commissione alla Camera dei Deputati, commissione lavoro, per presentare l'emendamento del governo al progetto di legge unitario che la commissione lavoro presieduta dall'ex ministro Cesare Damiano, sempre del PD, sta discutendo da oltre un anno. Il ministro Poletti cosa ha fatto? Ha proposto l'ennesimo rinvio, anzi l'ennesima proroga, che vedrà la luce nel testo di legge che approda in aula mercoledì 2 luglio, perché questo è in sostanza una proroga di un anno per le misure di salvaguardia in grado di garantire altre 32.100 posizioni critiche, cioè di salvaguardare 32.100 persone, lavoratrici, lavoratori. Se si guarda i numeri assoluti, che vengono però realmente tutelati, in pratica, se si guarda i numeri assoluti, la proposta del ministro aumenta di sole 8.000 unità le posizioni salvaguardate. Gli esodati a cui si dà diritto di andare in pensione salgono da 162.000 a 170.000 e l'ammontare complessivo resta attorno ai 350.000 censiti dall'INPS, ma secondo il Movimento 5 Stelle siamo a circa 500.000. Questo per quanto riguarda il capitolo spinoso degli esodati e mazziati, sintetizza il Fatto Quotidiano.
Il referendum sul fiscal compact che prende il via ne parla anche il Foglio. A dire la verità, stamattina abbiamo citato i due giornali che ne parlano, il Manifesto in prima pagina, Avvenire a pagina 6, ma anche il Foglio dedica un articolo a questa iniziativa, stop all'austerità, sia alla crescita, sia all'Europa del lavoro e di un nuovo sviluppo. Un gruppo piuttosto eterogeneo di giuristi e di economisti che ha presentato ieri la campagna referendaria per l'abrogazione di alcune norme della legge di attuazione della riforma costituzionale sul pareggio di bilancio approvata nel 2012 sulla scia del Fiscal Compact europeo. Tra i firmatari ci sono, oltre a quelli che abbiamo citato stamani, anche Mario Bertolissi, professore dell'Università di Padova, e Giulio Salerno dell'Università di Macerata. Ma secondo altri professori, Stefano Ceccanti, Università di Pisa, parlamentare del PD, Carlo Fusaro dell'Università di Firenze, intervistati dal Foglio, al di là del merito dei quesiti referendari, che nella sostanza hanno un valore politico oltre che tecnico naturalmente, e che mettono nel mirino l'applicazione italiana delle regole del Fiscal Compact, che ci obbligherà a trovare decine di miliardi all'anno per diminuire il debito pubblico nei prossimi 20 anni, a partire dal 2016. Al di là dunque del merito, i quesiti, secondo i professori Ceccanti e Fusaro interpellati dal Foglio, sono da giudicare non ammissibili. Perché? Perché riguardano norme di una legge rinforzata. I quesiti referendari, infatti, mirano ad abrogare le parti della legge 243/2012 che fu approvata dal Parlamento non a maggioranza semplice, ma con maggioranza assoluta, finalizzata a disciplinare una materia individuata da una legge costituzionale. Secondo i professori Ceccanti e Fusaro, quindi, essendo una legge rinforzata, c'è anche questo nel panorama costituzionale italiano, non è sottoponibile al referendum. Così la pensa anche Renato Balduzzi, costituzionalista dell'Università Cattolica di Milano e presidente di Scelta Civica, nonché ministro. A suo tempo, la Corte Costituzionale potrebbe interpretare estensivamente anche la nozione di legge di bilancio che, secondo l'articolo 75 della Costituzione, non è assoggettabile a referendum. Al contrario, per il professore referendario Giulio Salerno, i quesiti invece vertono su principi discrezionali, non vincolati dalla Costituzione. Si vedrà. Intanto parte la raccolta firme. La raccolta firme parte contro il Fiscal Compact, decine di miliardi, abbiamo detto, di sacrifici, però per fortuna che c'è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, il quale ieri in Confindustria è andato raccontando, udite udite, di ben 170 miliardi. Quindi intanto abbiamo stravinto, dice Renzi, l'Italia ha stravinto in sede di vertice europeo, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Esulta il già deputato prodiano e ora renziano Sandro Gozzi. Abbiamo vinto su tutta la linea. E poi aggiunge il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Rio, abbiamo 170 miliardi di euro di fondi europei nei prossimi 7 anni, considerando anche i residui dei fondi degli anni precedenti, a partire dal 2000 fino ad oggi. Quindi ci sono 170 miliardi di euro. Amici, da oggi è il caso di accendere mutui, festeggiare, prenotare vacanze, perché abbiamo vinto in Europa su tutta la linea, flessibilità massima, fare buon uso della flessibilità, e dall'altra parte abbiamo una montagna di soldi che stanno per arrivare nei prossimi anni, 170 miliardi di euro. Ce n'è perfino per il Sud, perché il Sud, che di solito è visto come un peso, dice il sottosegretario Del Rio, va invece considerato come una leva per uscire dalla crisi. Anche questa è una idea nuova, non l'avevamo mai sentita.
sonate per pianoforte di Mozart, ma i 170 miliardi di Del Rio fanno ridere in confronto alle idee grandiose che ha il presidente della Repubblica francese, François Hollande, il quale, come è noto, attraversa un periodo di grandissima popolarità e di felicità politica all'apice, e ha avuto questa bella pensata, un bel piano europeo da 1.200 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture e cose varie, la famosa banda larga, che non è la banda Bassotti, e tutto il resto per i 28 paesi, perché Hollande è generoso, non pensa solo a casa sua come Del Rio, se ne avvantaggerebbe anche l'Italia. Il resoconto su Italia Oggi di Tino Oldani, nella sua rubrica Torre di controllo, che è una rubrica di quelle da leggere quotidianamente, dico da lettore e cittadino, perché sono sempre fonte di notizie e di spunti interessanti le cose che scrive Oldani. Occhio alla Francia, scrive oggi Oldani su Italia Oggi, a differenza di Renzi, che finora ha coniato slogan sulla necessità della crescita, il presidente Hollande ha predisposto un piano europeo di investimenti molto molto ambizioso, che prevede di investire un budget senza precedenti nei 28 paesi dell'Unione Europea. 1,2 trilioni di euro, cioè 1.200 miliardi di euro. La somma è pari al 2% del prodotto interno lordo di tutta Europa, e in 5 anni questa mega galattica somma dovrebbe essere destinata a interventi nel settore dell'energia, dei trasporti, del digitale e della famosa banda larga, ricerca e sviluppo, efficienza energetica, formazione e qualificazione dei giovani, salute. Il piano, peraltro, a differenza di quelli italici, è molto dettagliato ed è stato elaborato dagli economisti dell'Eliseo. In materia economica, Palazzo Chigi non regge il confronto, scrive Oldani. E come informa il sito euractiv.com, il piano è stato consegnato 2 giorni fa da Hollande a Herman Van Rompuy, il presidente del Consiglio dell'Unione Europea dei capi di Stato e di Governo, perché lo proponga come base operativa alla prossima commissione guidata da Jean-Claude Juncker. Il piano Hollande è molto più ambizioso di quello che nel lontano 92 fu proposto in chiave anti-recessione, perché già nel 92 c'era il venticello della crisi, da un altro socialista francese, Jacques Delors, allora presidente della Commissione europea. Per le dimensioni, l'attuale piano Hollande richiama alla mente il New Deal di keynesiana memoria, con il quale il presidente americano Roosevelt varò una serie di grandi lavori per risollevare l'economia americana dopo la Grande Depressione. Non solo, il piano Hollande è circa 10 volte più grande dello stesso piano Marshall con cui gli Stati Uniti contribuirono alla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale dell'Europa. Allora agli americani bastò l'equivalente di 140 miliardi di euro. Ma quante probabilità ci sono che un piano così ambizioso sia fatto proprio dai vertici europei? Dove saranno presi i quattrini necessari? Davvero la Germania, oggi apparentemente divisa tra falchi e colombe sul tema della flessibilità e del rigore, accetterà di archiviare l'austerità seguita senza cedimenti dal 2008? E come mai la Francia si è decisa a compiere questo passo? In Francia, nelle elezioni europee del 25 maggio scorso, pur avendo la presidenza della Repubblica e il governo, i socialisti di Hollande hanno preso appena il 14,7%. La maggioranza relativa è andata a Marine Le Pen, al suo Front National, che ha vinto col 25% dei voti. Perciò gli euroscettici sono diventati il primo partito di Francia. Questo non lascia tranquilli i maggiori paesi della zona euro, a cominciare dalla Germania, che in passato ha sempre fatto asse con Parigi, il famoso asse franco-tedesco. Perciò si va diffondendo la convinzione che il governo di Berlino sia disposto a tollerare un cambio di rotta nella politica economica dell'Unione Europea, con timide aperture alle ricette di tipo keynesiano per agevolare un recupero di consensi da parte dei partiti pro-Europa. La Francia rimane però il punto nevralgico dello scenario, lo confermano i media francesi, che descrivono un Hollande talmente indebolito in patria e in Europa che al confronto il premier italiano Renzi fa la figura del gigante. Col 40,8% alle europee, Renzi ha sconfitto gli euroscettici in Italia, ha guadagnato posizioni nella gerarchia socialista europea, che oggi lo vede come un pari grado del tedesco Sigmar Gabriel, una spanna sopra Hollande. E questo al presidente francese dà parecchio fastidio. Per paradosso,
Proprio perché è diventato l'anello più debole della catena dei premier socialisti d'Europa, Hollande si trova a dover fare il lavoro sporco per rilanciare l'economia dell'Unione Europea, lavoro malvisto dai falchi del rigore, dal quale tuttavia l'Italia sarebbe tra i primi a trarre vantaggio, anche se il governo italiano non ha partorito neanche un progetto concreto in materia. C'è poco da fare. Renzi a culo, come si dice ad alto livello fra i sofisticati. Quanto ai soldi necessari, Hollande e i suoi economisti hanno già indicato la strada. La Germania dice che le regole del Fiscal Compact non si toccano? Ecco l'alternativa. Basta puntare sulla BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, e sui project bond, cioè obbligazioni finalizzate a dei progetti. E il gioco è quasi fatto, secondo Hollande. Questo quasi però va spiegato, scrive Tino Oldani su Italia Oggi. I project bond cosa sono? Sono obbligazioni legate a un progetto specifico finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti, la BEI, in tutto o in parte, con fondi che però devono essere garantiti per ridurre i rischi. Garantiti da chi? Secondo Hollande, da tutti i paesi europei nel loro insieme. I paesi europei a questo scopo dovrebbero accettare di creare un debito europeo comune. Il precedente c'è già, dicono gli economisti dell'Eliseo, ed è il meccanismo europeo di stabilità che ha creato qualche anno fa un debito europeo per finanziare il pacchetto di salvataggio dell'Irlanda. Il piano Hollande potrebbe funzionare allo stesso modo, con una differenza: invece di pagare i debiti deve fornire risorse per i maggiori investimenti, con l'obiettivo di condividere i rischi a livello europeo e garantire bassi tassi di interesse. Un'operazione che per riuscire richiede in ogni caso un allentamento dei vincoli di bilancio europei per quei paesi che dovessero superare il limite del 3% nel rapporto deficit-PIL, e anche la Francia è tra questi. Il quasi è tutto qui, ma non è cosa da poco. Perché il piano non rimanga solo utopia, sarà necessario, conclude Tino Oldani, il sì, il benestare tedesco, una scelta politica di importanza strategica. Angela Merkel dovrà decidere quanto possa convenire alla Germania allargare i cordoni della borsa, mettendo la sordina all'austerità per aiutare l'alleato francese a sconfiggere gli euroscettici con una politica di rilancio dell'economia che sarebbe utile all'intera Europa. Una partita sul filo del rasoio destinata a condizionare la politica europea per i prossimi anni e di riflesso anche le possibilità di ripresa dell'economia in Italia, scrive Tino Oldani a proposito di questo piano da 1.200 miliardi di euro per i 28 paesi dell'Unione Europea proposto dall'Eliseo, dalla presidenza francese. Una cura da cavallo in infrastrutture, energia e tutto il resto che abbiamo detto prima, chiesta da un Hollande che è alle corde, quindi dal più debole tra i premier socialisti europei è venuta l'idea potenzialmente più forte, sulla cui fattibilità poi c'è da dubitare naturalmente, però almeno è un'idea elaborata, a differenza di quelle che circolano in Italia, che sono idee buttate là, come si suol dire.
le sonate per pianoforte di Mozart. Intanto, brevissimamente, perché poi nell'ultima parte della trasmissione mandiamo in onda un interessante, molto interessante confronto andato in onda stamani a Radio Rai con Matteo Salvini, con l'economista Alberto Quadrio Curzio e con l'eurodeputato, già commissario uscente all'industria e vicepresidente della Commissione europea per Forza Italia, Antonio Tajani. Confronto molto interessante che vogliamo riproporvi naturalmente sui temi europei di cui pure abbiamo parlato. Notizie veloci, curiose: le ricadute dell'accordo all'Italia, secondo Italia Oggi, l'acquisto della compagnia di bandiera italiana, se queste due parole hanno senso, bandiera italiana, l'acquisto della compagnia da parte degli arabi, degli Emirati Arabi Uniti di Etihad è solo il primo passo, perché puntano su opere d'arte, design e tutto in generale il sistema di qualità della vita italiana. Questi settori sono i prossimi investimenti arabi. Mentre curiosità, la racconta Giovanni Bucchi, sempre su Italia Oggi, Anna Maria Carloni, per chi non lo sapesse, la moglie di Antonio Bassolino, rientra alla Camera al posto dell'onorevole Massimo Paolucci, ex amico del marito che le ha lasciato il seggio. La Camera non è quella di casa loro, la Camera è quella dei deputati. Le nozze le hanno penalizzato la carriera politica, ha detto lei. Esce da una porta e rientra da un'altra Anna Maria Carloni, già senatrice del Partito Democratico nell'ultima legislatura. Da pochi giorni può nuovamente fregiarsi del titolo di parlamentare. Non siederà più al Senato come tra 2008 e 2013, bensì alla Camera dei Deputati, sempre all'interno del PD. Moglie dell'ex sindaco di Napoli e governatore campano Bassolino, era infatti la prima dei non eletti nella circoscrizione Campania 1, dopo il risultato delle politiche 2013. A lasciarle libero lo scranno alla Camera Massimo Paolucci, da Lemiano di Ferro all'ombra del Vesuvio, e quarto degli eletti per il PD nella circoscrizione sud alle europee del 25 maggio scorso, con ben 118.000 e rotte preferenze. Paolucci ha scelto a Bruxelles, alla moglie di Bassolino tocca dunque Roma, dopo un anno e mezzo fuori dal Parlamento. Intanto, a proposito di poltrone, una poltrona tira l'altra, racconta l'Espresso, anche per il figlio di Ignazio La Russa, uno dei figli, Geronimo La Russa, 34 anni. Lunga carriera nelle società dei Ligresti e adesso si è specializzato nel Milan e affini, nella società presieduta da Adriano Galliani, la società di Berlusconi. Nel consiglio di amministrazione di due controllate del team rossonero era già entrato, Milan Real Estate, che si occupa di immobili, palazzi, aree, eccetera, eccetera, e Milan Entertainment. La terza nomina è quella alla società Mi Stadio, che è una società partecipata al 50% dal Milan, al 50% dall'Inter, per la gestione dello stadio di San Siro. La joint venture fra le due squadre è presieduta da Roberto Ruozzi, ex rettore dell'Università Bocconi e attuale presidente della finanziaria Palladio, il cui titolare, Roberto Meneguzzo, è stato arrestato di recente nelle indagini sulle tangenti del Mose di Venezia. La società in questione, Mi Stadio, terza poltrona per la Russa, Junior, deve fare i conti però con un ritardo nei lavori di riqualificazione dello stadio, indispensabili per candidarsi a ospitare la finale della Champions League del 2016. Un restyling da 60 milioni di euro che è in ritardo, mentre sempre sull'Espresso mi segnalo la lettura dell'articolo di Vittorio Malagutti su le banche offshore. Da Fideuram a Mediolanum i big della finanza gestiscono i soldi degli italiani all'estero con poche tasse e con grandi profitti. Gli emigranti miliardari del fisco. Stavolta niente spalloni e neanche acrobazie societarie, tutto legale, tutto ufficiale, scrive Malagutti. Ogni anno i giganti della finanza italiana, banche e assicurazioni, risparmiano decine di milioni di tasse grazie a un semplice gioco. I soldi dei clienti raccolti in Italia vengono gestiti da società con base a Dublino o in Lussemburgo, perché a Dublino, in Irlanda e in Lussemburgo le imposte sui profitti societari sono irrisorie. Consigli per la lettura. Dal settimanale del Corriere della Sera c'è un pezzo, anzi due pezzi molto interessanti, un'intervista al fratello di Barack Obama, un'intervista in esclusiva mondiale. Barack Obama ha cercato di realizzare i sogni di papà, io ho cercato di correggerne gli errori, dice il fratello, che spiega anche da che contesto familiare arriva Obama. Terribile la figura del padre di Barack Obama e interessanti sotto il profilo anche psicologico le parole del fratello di Barack Obama.
Come molto interessante anche l'intervista di Marco Lillo e Marco Travaglio, 2 pagine fitte sul Fatto Quotidiano, a Giancarlo Galan, che si difende in maniera anche molto molto decente, va detto, molto dignitosa e soprattutto piuttosto convincente dalle accuse che gli sono state rivolte, e si difende sotto l'incalzare delle domande di 2 segugi mica da poco come Marco Lillo e Marco Travaglio. Nel frattempo, racconta il giornale, c'è Caselli, l'ex procuratore di Torino, che ha fatto ricorso al TAR contro il taglio agli stipendi e alle pensioni degli alti magistrati. Caselli chiede aiuto ai giudici per riavere la pensione d'oro, scrive il giornale. Il provvedimento di taglio agli stipendi è incostituzionale, secondo l'ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli. Quando era al DAP prendeva 540.000 euro all'anno, ma sul giornale c'è anche lo sfogo di Rosi Mauro, scagionata dopo 2 anni. Ma l'agonia non si cancella, dice l'ex senatrice leghista. Non auguro al mio peggior nemico ciò che ho passato. Ringrazio i pubblici ministeri per il loro immane lavoro. Fu una schifezza chiedermi di dimettermi da vicepresidente del Senato. Oggi ho una nuova vita, dice Rosi Mauro, sono felice. Con quel mondo là non ho più niente a che fare. Con questo noi ci salutiamo, adesso ascoltiamo il dibattito radiofonico andato in onda su Radio Rai stamani con Matteo Salvini, ma anche Antonio Tajani, dalla trasmissione Radio Anch'io di Rai Radio 1, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Antonio Tajani e il professor Alberto Quadrio Curzio. Intanto buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca. Ma vorrei ancora chiedere una questione che non è di poco conto al professor Quadrio Curzio. Professore, non faremo come la Germania che 11 anni fa sfondò il tetto. Che cosa significa in bocca a Matteo Renzi verso la Merkel? Che cosa fecero la Germania e anche la Francia? Perché poi noi non dovremmo farlo? In pochissime parole, professore. Guardi, nel 2003 Francia e Germania avrebbero dovuto essere assoggettate a procedura di infrazione perché avevano sfondato già nel 2002 e prevedevano di sfondarlo anche nel 2004 il rapporto deficit su PIL riferito al 3%. Ciò avrebbe dovuto comportare una procedura di infrazione con delle multe molto pesanti. Si calcola che la Francia avrebbe dovuto arrivare a pagare una multa da 7 miliardi, che certamente non era poca cosa, anche la Germania. Tutto ciò non accadde perché Ecofin, che era poi il soggetto istituzionale titolato a decidere questa pratica, questa procedura, ai voti decise di non assoggettare i paesi a questa sanzione. Qual è la differenza tra allora e oggi? La differenza è che oggi ci sono dei vincoli ancora più stringenti perché i paesi hanno firmato il cosiddetto Fiscal Compact, che non c'era a quei tempi. Certo. A quei tempi c'era il patto di stabilità. Seconda osservazione, che a quei tempi tutto sommato lo sfondamento dei deficit era grave, ma la situazione economica era sostanzialmente una situazione tranquilla. Adesso la situazione economica tranquilla non è, ma c'è una motivazione che oggi dovrebbe rinforzare quanto io ho detto prima, cioè esentare dal calcolo dei saldi di bilancio la parte nazionale dei fondi strutturali, e cioè che adesso non si sta crescendo. E questa è una questione di enorme rilevanza per l'Europa. Un'ultima battuta: il Fondo Monetario Internazionale, che è sempre stato il difensore di un rigorismo ad oltranza, pochi giorni fa ha detto, proprio attraverso le parole del proprio direttore generale Lagarde, che l'Europa deve trovare delle flessibilità per crescere, naturalmente col linguaggio diplomatico del fondo. Io lo forzo un pochettino, ma naturalmente l'istanza di crescita è un'istanza irrinunciabile, altrimenti non scende la disoccupazione. Antonio Tajani, Forza Italia, buongiorno. Buongiorno, ancora vicepresidente della Commissione Europea. Sì, certo, ci sto per arrivare, ma lei fa bene a precisarlo. Matteo Salvini, Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a voi. Sentiamoci Paolo da Bologna, un ascoltatore. Paolo, buongiorno. Buona giornata a tutti, intanto in bocca al lupo al dottor Po per il nuovo incarico, ma a parte questo... È una sfida che fa tremare i polsi e lei mi dà la possibilità di anticipare, grazie, che dalla prossima settimana qui torna Giorgio Zanchini, qui si comincerà alle 8:30 dal lunedì al giovedì e io passo alla sera alle 19:30 a Zapping. Intanto in
intanto in bocca al lupo, intanto e grazie per quello che ci ha dato in questi anni. Senta, voi continuerete ad ascoltare Radio Anch'io, però vi porterò con me anche alla sera. Vada Paolo, vada. Sì, sarò breve. Dunque, francamente, pochi obiettivi economici di breve periodo, massimo di medio periodo da perseguire con grande determinazione. Credo che sia questa l'unica strada, credo che il documento che l'Italia ha proposto debba trovare recepimento nell'Unione Europea, ancora una volta al di là dei nomi, anche se effettivamente poi i nomi abbiamo già visto che sono venuti fuori. Grazie, buona giornata a tutti. L'Italia trovi ascolto in Unione Europea, è quello che assieme a Paolo tutti ci auguriamo. Presidente Tajani, lei sta per abbandonare la Commissione, ha fatto bene a dirlo che però ancora per qualche settimana lo è. In Commissione è stato responsabile in questi anni prima dei trasporti, poi delle imprese e poi ora passerà al gruppo di Forza Italia. Quali dossier ancora aperti lei lascia al suo successore e come affronterà l'impegno da parlamentare? Da parlamentare, buongiorno e complimenti anche a Ruggero per l'importante incarico che avrai all'interno della nostra radio. Grazie. Ti continueremo a seguire. Grazie. Le cose aperte, la cosa principale aperta è il grande problema dei debiti pregressi che ha la pubblica amministrazione italiana e non soltanto nei confronti delle piccole e medie imprese. L'Italia deve ancora pagare circa 70-80 miliardi di euro alle imprese, più c'è il mancato rispetto della direttiva europea che impone di pagare le imprese entro 30 giorni. Questo purtroppo in Italia non succede, salvo in qualche regione del nord. Devo dare atto alla regione Lombardia, che è una regione che paga generalmente rispettando i termini, ma la media, come ha detto Banca d'Italia, è attorno ai 180 giorni, quindi c'è una violazione costante della direttiva comunitaria ma anche della legge della Repubblica Italiana che è in vigore dal 1° gennaio del 2013. Io con il vicepresidente Renn, così entriamo subito in merito alla flessibilità del patto di stabilità, avevamo detto con una lettera del 18 marzo del 2013 che l'Italia poteva pagare tutti i suoi debiti senza violare il patto di stabilità, perché il pagamento dei debiti pregressi rappresentava un fattore attenuante del patto di stabilità, cioè si poteva pagare senza sforare il 3% perché il patto di stabilità deve essere interpretato. Questo è previsto già dal trattato, quindi non è un qualche cosa di nuovo, è un qualche cosa che deve essere fatto. Ecco perché io credo che all'interno della Commissione europea poi l'Italia debba, attraverso il futuro commissario, svolgere un ruolo perché ci sia sempre più un'interpretazione flessibile del patto di stabilità, senza sforare il tetto del 3%. Detto questo, per alcune questioni penso i finanziamenti nazionali che sono cofinanziamento di fondi europei potrebbero essere esclusi dal patto di stabilità o quantomeno essere considerati un fattore attenuante. Quindi al di là della propaganda delle cose che scrivono i giornali, poi bisogna vedere quello che succede. Non diamo per scontata questa flessibilità eccessiva della signora Merkel, è tutto da conquistare. Il prossimo Parlamento europeo dovrà vedere una forte azione di tutti gli italiani e tutti coloro che non credono che la politica dell'austerità tout court porti dei risultati, perché oggi la politica dei sacrifici senza un'azione a favore della crescita ha rischiato di fare tanto danni. Anche Matteo Salvini si deve dare da fare per raggiungere questo scopo. Matteo Salvini, Lega Nord, lei oltre che europarlamentare uscente e rientrante anche segretario federale nazionale della Lega Nord. A parte questo che diceva Tajani, c'è una cosa che le vorrei chiedere. Lei euroscettico della primissima ora, che cosa ha provato, per dirla come lo dicono certi miei colleghi giornalisti, che cosa ha provato quando ha sentito Renzi dire tenetevi la vostra moneta che noi ci teniamo i nostri valori? Meglio tardi che mai, è una moneta sbagliata e quindi se ne accorge anche Matteo Renzi al di là della campagna elettorale, bene. Io vi ascoltavo in macchina nei 20 minuti precedenti, ascoltavo questo Juncker di cui conosco la biografia, è in politica da 35 anni, è da 20 anni alla guida di tutti i principali organismi europei e mondiali, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, l'Eurogruppo, quindi lo dico agli ascoltatori,
è da 20 anni uno dei registi assoluti di quello che va bene e che va male in Europa. E ha avuto la brillante idea il mese scorso in un'intervista al TG1 di dire che se in Italia c'è la disoccupazione è colpa degli italiani e l'Europa non c'entra niente. Se questo è il tizio che per i prossimi 5 anni, con le responsabilità che ha sulla coscienza, con un tasso di disoccupazione non solo in Italia, ma in tutta Europa, che non ha precedenti nella storia, se questo è quello che deve decidere il nostro futuro, altro che euroscettico, mi permetto di essere euroincazzato. Perché io sarò a Strasburgo martedì, andatelo a dire agli agricoltori, ai pescatori, agli artigiani, ai commercianti, ai camionisti, ai bagnini, ai maestri di sci, agli allevatori, a tutte le vittime dei regolamenti più assurdi e demenziali che l'Europa sta portando in Italia sulla testa dei nostri lavoratori, che è colpa degli italiani se sono disoccupati. Se questo è il frutto dell'accordo tra Forza Italia e Partito Democratico... Senta, no, quindi lei di Juncker più che non conta niente, come diceva ieri qualcuno qui, lei dice è un personaggio di cui bisogna avere paura. Non conta niente. Questo è da 20 anni che decide tutte le politiche fiscali, monetarie e occupazionali dell'Europa. Tajani, voi invece lo sostenete Juncker? Ma, bisogna ricordare, perché, per correttezza, che Juncker è anche colui che si è battuto a favore degli Eurobond, scrisse un documento firmato dallo stesso Tremonti per sostenere l'importanza degli Eurobond, quindi in controtendenza rispetto a quello che sosteneva la Merkel. Questo bisogna anche ricordarlo, perché se bisogna fare una biografia bisogna farla completa. Io non credo che Juncker abbia avuto sempre ragione, però non è neanche vero che l'Europa ogni cosa che fa la sbaglia, perché rischiamo di dire cose non vere. Per esempio, io continuo a dire la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti è una direttiva sacrosanta, e credo che anche le piccole e medie imprese della Lombardia, tutti gli elettori, i professionisti, i piccoli e medi imprenditori, gli artigiani che hanno lavorato con la pubblica amministrazione debbano essere pagati. Mi lasci tornare al Lombardo, alla Commissione europea. Mi lasci tornare a Matteo Salvini. Salvini, a parte appunto l'augurio che si faceva a Tajani di avervi comunque dalla parte dell'Italia quando si fanno... Ci mancherebbe altro, siamo lì a fare gli interessi, anzi siamo lì noi come Lega Nord a fare gli interessi. Io stavo leggendo stamattina una relazione che mi arriva dal sud, dagli agricoltori e dai pescatori delle regioni del sud che lanciano un allarme di disoccupazione per colpa dei regolamenti europei. Quindi io vado a difendere la mia Lombardia, il mio nord evidentemente, ma vado a difendere anche l'economia del sud, perché o l'Italia si salva tutto o non si salva. Però questa Europa, io ripeto, sono pagato il 27 del mese per fare, non per contestare, quindi se ci saranno delle scelte positive io le approvo, però sono estremamente preoccupato perché il signore che si apprestano a votare tutti insieme, da Renzi a Berlusconi, è uno dei principali artefici, lascio agli ascoltatori giudicare, delle politiche fiscali e monetarie dell'Europa di questi 20 anni, e io gli chiedo se stanno meglio adesso o se stavano meglio 20 anni fa. Senta, sentitevi che cosa ci dice un ascoltatore, Fabio da Roma. Fabio, buongiorno. Buongiorno Ruggero, un saluto a tutti i convenuti, in particolare al preside Paganetto che fu relatore della mia tesi di laurea. Paganetto se lo ricorda Fabio, dovrebbe dire anche il cognome. Caro saluto. Mi ricordo quasi tutti i miei studenti, soprattutto quelli che hanno fatto la tesi con me, che sono ovviamente un numero meno grande di quelli che hanno frequentato. Allora Fabio. La mia domanda era questa: l'attenzione posta anche a livello europeo su ottenere maggiore flessibilità, che tradotta maggiore spesa pubblica per stimolare l'economia, secondo me è una soluzione miope, perché si dimentica che il problema in Europa e in particolare in Italia è dal lato dell'offerta, cioè il problema della mancanza di competitività, scarsa efficienza ed efficacia che hanno le nostre imprese sostenute per decenni dall'assistenzialismo di Stato o lasciate crescere in maniera critica grazie a atteggiamenti positivi nei confronti della corruzione o dell'evasione fiscale. Non sarebbe il caso di porre l'attenzione su riorganizzare anche il settore della produzione, cioè le imprese, tirando su imprese maggiormente efficienti e efficaci? Fabio, grazie. Io vorrei a questo punto, la saluto Fabio, sto per salutare anche Salvini e Tajani, ma vorrei che prima di accomiatarci rispondessero all'osservazione che ha fatto Fabio. Salvini. Ma la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese non hanno mai visto una lira pubblica
e se non possono investire in innovazione perché hanno una tassazione reale che arriva al 65%. Quindi adesso non diamo agli imprenditori normali, non alle grandi imprese assistite dallo Stato, colpe che non hanno. Ripeto, noi siamo lì per migliorare la situazione. Noi come Lega proporremo che l'Europa finalmente si svegli e faccia qualcosa sul tema dell'immigrazione, su cui sta facendo, e lasci però alle singole realtà decidere come spendere quei soldi. Chiudo con questo esempio: in Regione Lombardia nelle casse dei comuni lombardi sono fermi 8 miliardi di euro in contanti, che oggi ci sono ma non possono essere spesi nel nome del patto di stabilità. Quanti posti di lavoro utili, produttivi creerebbero questi 8 miliardi? È un esempio illuminante. Grazie Matteo Salvini, grazie per essere stato, e continui ad ascoltarci in macchina quando viaggia. Dalla mattina alla sera. Bravo, e almeno fino a che finisce il zapping. La saluto. Va bene. Stai ascoltando Radio Padania Libera. Alfredo Lissoni torna a portarci ai confini della realtà. Speciale Padania Misteriosa. Domenica 6 luglio, dalle ore 18. Ben 4 ore dedicate alle indagini sul paranormale.